Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, il vostro Marietto parlerà dei no che le famiglie non dicono ai propri figli e che poi si riversa nella vita anche tra i coniugi, questa mancanza di rispetto. Però prima di iniziare questa pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede gentilmente di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. In Telegram il vostro Marietto vi dice che a lunedì sera alle 20:30 il The Garda Marietto Veneziano tengono un percorso di esoterismo gratuito. Bene, iniziamo a parlare di questo no. Oggigiorno vedo tantissimi ragazzi che vanno in giro un pochettino allo sbando, un pochettino, diciamo, è un eufemismo, soprattutto quando il vostro Marietto è al supermercato, vedi questi gruppi di ragazzi che finiscono la scuola, sono proprio irriverenti e non tengono conto di nessun tipo di educazione. Una volta mi ricordo, cioè più di una volta, ho visto gente alla cassa trattare malissimo le cassiere. E infatti un giorno il vostro Marietto ha chiesto una cassiera: ma scusa, ma vedo male io o capita spesso che questi ragazzi quando sono in gruppo sono un pochettino allo stato brado? E questa cassiera mi ha detto: al mercoledì pomeriggio, quando le scuole sono chiuse, questi ragazzi vengono dentro, sono proprio dei ragazzi maleducati. Insomma, la cassiera mi ha detto un'altra parola, però io in modo elegante dico questa cosa qui. E infatti mi sono reso conto che molti ragazzi sono destinati in futuro ad avere una vita veramente triste e grama. Certamente per i genitori non saper dire no è un grande limite. Certo, molti li parcheggiano per comodità davanti all'Xbox, alla PlayStation, davanti a qualche serie televisiva e non si prendono le proprie responsabilità. Ma questo è un dramma perché in futuro loro, e parlo soprattutto dei maschietti, quando saranno messi davanti alla responsabilità in una famiglia, non avendo mai ricevuto un no, troveranno dei grandissimi muri e quindi resteranno quelli che chiamano i bimbo minchia. Avete presente quando uno insieme bimbo minchia? Ecco, la colpa è stata anche perché da piccolini non hanno mai ricevuto un no, sempre un sì. Vi racconto, 20 anni fa ho sentito una predica di un pastore evangelico che addirittura ho preso la copia, l'avrò sentita 30 volte questa predica di questo pastore, perché mi aveva colpito l'educazione del popolo ebraico. Circa 2 o 3 mila anni fa, quando il popolo ebraico viveva in Israele, succedeva così, e questo succedeva fino ai 14 anni, quando un ragazzo sotto i 14 anni in casa perdeva il rispetto dei genitori, i genitori erano in un certo senso obbligati per legge a portare davanti al paese il proprio figlio e a lapidarlo. Così al secondo gli passava la voglia di non perdere rispetto dei propri genitori. Praticamente lo uccidevano a sassate. E chiaramente tutti i bambini a quel punto, vedendo cosa era successo al più astuto del paese, no? Al più irriverente del paese, si guardavano bene di perdere rispetto dei genitori. Oggi vedo per strada gente che porta, come si dice, la vergogna dei suoi genitori, proprio perché sono irriverenti verso gli altri, non hanno nessun tipo di rispetto, e questi un giorno saranno quelli che vengono chiamati bimbo minchia, quelli che se gli dici una volta di no non sanno più cosa fare e si arrampicano sopra i muri. Quindi saper dire di no alcune volte è molto importante, anche perché poi nella coppia si riversa questo problema. Quando una moglie si trova davanti un compagno o un marito, chiaramente, che non riesce come si dice, assorbire un no, assorbire una propria responsabilità e fa di tutto per schivare questi problemi, poi chiaramente tutto viene a cadere. Quindi il vostro Marietto vi consiglia alcune volte, certamente non si può sempre vivere di no,
ma non si può sempre dir di sì, oppure mettere proprio davanti alla PlayStation il proprio figlio perché non si ha la voglia di incominciare a intavolare un discorso serio su alcune tematiche. Cari amici, questi ragazzi allo stato brado non sono tutti chiaramente, ma c'è una grandissima fetta di ragazzi, oltre a essere anime giovani, sono anime che non sono mai state educate, e visto che stanno arrivando tempi di pioggia, sarebbe meglio che qualche genitore incominciasse proprio a capire che deve dire alcune volte di no. Ci sono troppi ragazzi che non hanno mai sentito questa parola e lo si vede. Io adesso parlo di supermercati, ma in altri posti ho visto cose del genere. Vi voglio solamente raccontare un piccolo fatto che il vostro marietto ha visto più o meno 40 anni fa, più o meno 38 anni fa. Un giorno ero in piazza e c'era un ragazzino che non, sapete, quei classici ragazzi che appunto non hanno mai sentito un no in casa, e era quell'anno, in quel periodo in cui gli ormoni fanno 50, no? Fanno 90, sapete, quelli che sembrano che abbiano i piedi sotto, il mondo fosse sotto i suoi piedi, no? E passa il mio padrone di casa, tanto per cambiare, eravamo in piazza e stavamo bighellonando. A un certo punto questo ragazzo ha preso in giro il mio padrone di casa. Io ho pensato, adesso questo, il mio padrone di casa, lo distruggerà. Invece ha guardato e si è messo a ridere. Io mi sono voltato quando si è andato via il mio padrone di casa, mi sono voltato verso questo ragazzo e dico: ma cosa hai fatto? Ma non ti rendi conto con chi stai parlando? E lui, questo ragazzo qua, visto che non gli avevano mai detto di no in casa perché sua mamma faceva il lavoro più antico del mondo e non aveva tempo di crescerli a pane e legnate, ma era sempre un sì unico, strafottentemente mi ha detto: io non ho paura di nessuno, io di qua, io di là. Sapete quei ragazzi che si incontrano per strada, che sono fatti così? Beh, cosa è successo? Nel tempo quella famiglia lì, 3 figli, sono tutti spariti, tutti morti di un modo, chi morti di un altro, chi contro incidente stradale, chi di overdose, chi annegati. Chiaramente quando si va a sbattere contro alcune persone poi si pagano anche i danni, si raccolgono i cocci. Questo per dirvi che se non tirate sui vostri ragazzi con un bel no alcune volte, poi loro vanno in giro per strada e non si rendono conto che magari incontrano una persona sbagliata che non ti dà subito un ceffone perché non si prende le responsabilità che dovevi prenderti te come genitore, ma magari accende una candelina. Ecco, detto questo, il vostro marietto vi consiglia di iniziare anche una terapia del no ogni tanto. Certamente non si può vivere di no, però insomma, uomo avvisato, mezzo salvato. Grazie cari amici, il vostro marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Ciao.